la macchina da scrivere fa da sottofondo anche alla musica originale di Penalty, perché adesso è il momento di parlare di calcio professionistico. Lo facciamo con la trasmissione che si chiama Sala Stampa di Penalty, che parla solo ed unicamente delle squadre siciliane che giocano nel campionato di Serie A, di Serie B e in Lega Pro. Salutiamo il ritorno di Antonio Rapisarda in postazione. Ciao Antonio, buonasera Ettore. Hai cambiato cravatta rispetto a Penalty? Cravatta. Benissimo. Salutiamo la nostra penaltina di Sala Stampa di Penalty, ovvero Federica. Ciao Fede. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Benissimo. E a questo punto devo presentare il parterre che è cambiato ed è assolutamente di qualità. Iniziamo con Nino Leonardi, giocatore ex del Catania, colonna importante del Catania, un giocatore che ha vissuto anche un periodo importante perché c'è stata una promozione e quando il calcio era probabilmente diverso, molto diverso. Ciao Nino, grazie per aver accettato il personale invito di Sala Stampa. Grazie Ettore, a te, ai tuoi componenti della trasmissione e anche un saluto particolare alla nostra tifoseria che è incommiabile. È vero, è vero. Intanto complimenti anche doppi a te perché insomma sei stato inserito nei 40 giocatori della storia del Catania, nei famosi murales che tra poco verranno dipinti nel muro dello stadio Angelo Massimino, quindi una bellissima soddisfazione. Sì, veramente è stato così a ciel sereno questo riconoscimento. Sono felice veramente ai settimi cieli perché immagino, per un catanese abbiamo avuto poc'anzi in trasmissione Gigi Chiavaro che giustamente anche lui era molto contento, faceva parte di quel gruppo che ha vissuto con te bellissime giornate di sport. Con Gigi e Cantone abbiamo giocato una decina d'anni insieme, CB, e quei ricordi rimangono indelebili sia per noi stessi che anche per la tifoseria che ancora se le ricorda. Certo, certo. Abbiamo anche Mario Vitale che sarà un po' l'opinionista questa settimana all'interno di Sala Stampa di Penalty. Ciao Mario, carissimo, ciao, come stai? Ti vedo in forma. Anche le alzatacce di Coffee Time la mattina ti rendono sempre bello frizzante. Sì. Io ti ringrazio e voglio salutare un po' tutti, anche il pubblico sia di Palermo che di Catania. Palermo che ha vinto alla grande, devo dire, inaspettatamente a Verona, quindi sei anche un po' contento su questa cosa qui, per il tuo amico Zamparini. Io lavoro col Palermo e mi sembra giusto. Sei contento? Certo. Bene, bene, bene. E poi per rappresentare Pianeta Catania, che è un portale importante che collabora appunto all'interno anche della nostra trasmissione, salutiamo Piero Italia. Ciao Piero. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici. Che te ne è parsa la partita di ieri del Catania? Così così. Non è stata una grandissima poteva fare di più. Poteva fare come di si più. dice a scuola, no? Potevi fare di più. Poteva fare è di una più. vita che ce lo sentiamo dire. È vero, è vero, è vero. Allora, subito i risultati del campionato di Serie A, oggi risultati veramente a sorpresa. Tra l'altro, Antonio, tu mi aggiorni sul posticipo che è partito. Esattamente, siamo già al 22esimo e la Juve è già in vantaggio col Paul Pogba. Addirittura, quindi insomma la situazione è molto molto interessante per la Juve che sta guadagnando sempre più punti in classifica. Se sei pronta, carissima Federica, diamo lettura di questi risultati di questa giornata che chiude il girone d'andata e premia il Napoli che è diventato appunto campione del girone d'andata, campione d'inverno. A te i risultati, Federica. Certo Ettore. Carpi Udinese 2-1, Fiorentina Lazio 1-3, Roma Milan 1-1, Inter Sassuolo 0-1, Bologna Chievo 0-1, Torino Empoli 0-1, Atalanta Genoa 0-2, Verona Palermo 0-1, Frosinone Napoli 1-5, Sampdoria Juventus partita in corso. Eccolo qui, come abbiamo anticipato, la Juventus praticamente sta vincendo, quindi assolutamente importante questa vittoria fuori casa che permette alla squadra di Allegri di agganciare sempre più posizioni in classifica. Dico bene? Sì, si assottiglia la lotta in testa. Facciamo vedere un attimo la classifica cortesemente, in modo che così possiamo capire bene che questa vittoria importante del Napoli ha permesso alla squadra di Sarri di laurearsi campione d'inverno. Eccola qui, il Napoli ha 41 punti, l'Inter ha 36. Nel frattempo che scorre questa classifica io voglio fare un giro subito con i nostri ospiti. La prima battuta con Leonardi, la classifica la possiamo sempre lasciare. La prima battuta la voglio fare con Nino Leonardi. Napoli in testa, non succedeva al tempo di Maradona. Sono felice di
questo primo posto del Napoli, che sta dimostrando la solidità, la compattezza, l'organico di primo ordine, un Higuaín stratosferico. È un Sarri che nessuno poteva immaginare di fare questa... grandi meriti al presidente del Napoli, allo staff. Visto bene. Hanno visto su questo personaggio che ha lavorato bene anche nelle categorie inferiori, ha degli schemi, è un allenatore che si sacrifica molto, fa giocare bene la squadra, e ha dato anche quella consistenza nel reparto difensivo, dove il Napoli negli ultimi anni soffriva molto. Mario, prima di parlare del Palermo, però sottolineiamo che in caduta libera c'è questa Roma che, seppur pareggiando contro il Milan, insomma, attarda sempre in classifica. Adesso sono 34 punti, la Juventus sulla carta potrebbe diventare a 36 la seconda in classifica, quindi delusione totale di questa Roma, sei d'accordo? D'accordissimo, oltretutto io sono d'accordo con il mio carissimo amico che è Luciano, sì? Lucky Luciano, Lucky Luciano? Che sarebbe Luciano Moggi. Sì? Quando lui dice e pone l'indice accusatore nei confronti di Garcia, tutti i torti non ce l'ha. Assolutamente. Invece io stavo divorziando, sì? Questa settimana, perché mia moglie è interista sfegatata. Sì? Il mio più caro amico nel calcio è uno, ed è Marco Giampaolo. Ah, dell'Empoli. Allora, vogliamo sottolineare... No, perché domenica scorsa c'è stato un furto autorizzato. L'Empoli a 30 punti sorprende in maniera straordinaria. Diciamo questo, vero che... Ma l'anno scorso il signor Sarri, al punto che è arrivato adesso Marco Giampaolo, non c'era arrivato. E quindi cosa dobbiamo dire? Che Giampaolo ha fatto un altro miracolo. Che intanto tu Tortorici in estate me lo devi premiare col penalty Edwards. E se poi per grazia ricevuta nell'unione, nel plebiscito ci sono gli allenatori che votano la panchina d'oro, scusate, ma a chi la vogliamo dare? Credo che Giampaolo quest'anno possa essere veramente un allenatore che può vincere. E sai perché è arrivato a questo riconoscimento? Punto? Perché lo fanno allenare in pace. No, io l'ho avuto come giocatore a Marco. Sì. Sai perché? Perché ha sofferto tanto. Sì. Non è uno che ha trovato tutto apparecchiato. Ecco, lui ha sofferto, è stato esonerato, come lo sono stato io nel passato, caro. Si è rimesso in discussione, certo. era comunista e non poteva allenare perché era comunista. Invece ha dimostrato adesso... Ha dimostrato con i fatti. Ecco. Allora io adesso ho un collegamento importante con il direttore generale del Venezia, Giorgio Perinetti. Direttore, mi sente? Buonasera. Buonasera direttore, complimenti perché questo Venezia... Insomma, non c'entra niente col campionato interregionale, siamo sicuri che insomma, aspira a diventare una squadra importante, non dico in Lega Pro, ma sicuramente nei professionisti. E credo che il suo progetto parte proprio con questo obiettivo. L'obiettivo dedicato all'inizio dell'anno e oggi siamo riusciti a recuperare la prima posizione in classifica, cercheremo di mantenere fino alla fine. Vincere non è mai semplice, però qui abbiamo tutto per far bene, per crescere, una proprietà che può fare cose importanti, a noi dal punto di vista sportivo creare le basi perché si possa creare una società importante su tutti i punti di vista, dalle strutture agli impianti e ovviamente anche alla squadra. Certo direttore che vederla insomma... di crescere, però per crescere dobbiamo prima vincere questo campionato. Certo che vederla... Certo che vederla nel campionato interregionale è un po' stona questa cosa, lei è un nome importante nel calcio internazionale, nazionale in modo particolare, quindi vederla partire dall'interregionale è un po' la cosa ci spiazza. Vabbè, ne approfittiamo comunque tra poco per riprenderla. Volevi poi fare una domanda tu al direttore? Volevo fare una domanda al direttore, ma... in pratica quest'inverno, sì, prima di Natale, è stato accostato molto insistentemente alla Roma insieme all'allenatore Conte, proprio per questa crisi di risultati che ha la Roma. Magari quando si attiva il collegamento glielo richiediamo, glielo riproviamo. Allora nell'attesa che arrivi il collegamento, forse è già ritornato. Mi sente direttore? No, non si sente, va bene, allora passiamo l'audio in sala perché sennò si va in tilt. Ritorno a parlare con Sì? Certo, è stato un allenatore del Catania.
Sassuolo insieme al Chievo siano, vedendo, sono tutte dalla parte sinistra della classifica, anche il Chievo di Marano. Ma il Sassuolo giocando anche bene, tra l'altro, non soltanto per caso, come del resto anche lei. Ricordiamo che deve recuperare ancora una partita, oltretutto. Come, scusa? Deve ancora recuperare la partita col Torino, potrebbe attestarsi veramente a ridosso della zona UEFA. È vero, è vero. Adesso io volevo cortesemente pregare alla regia di mandare una slide che riguarda il calciomercato del Palermo, e qui Mario sicuramente si scatenerà perché vedrà qualche giocatore forse inaspettato. Mandiamo la slide del calcio Palermo, eccolo qui, perché grazie anche ad Antonio possiamo sottolineare che gli acquisti ufficiali sono importanti. A te Antonio. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Manuel Arteaga, ottimo giocatore dallo Zuria, venezuelano, ma il colpo, diciamo, di questa settimana è Brian Cristante, che viene dal Benfica è in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, e un altro colpo che è stato fatto è Ilija Nestorovich, che è un giocatore che però verrà a giugno, però è un ottimo colpo di mercato per il semplice fatto che è capocannoniere del campionato croato. Perfetto, abbiamo già le cessioni ufficiali. Abbiamo Fabio De Prela che si è svincolato, che va andato a Carpi, e poi Luca Rigoni che è andato difensore, che ha dato titolo definitivo al Genoa. Dobbiamo dire che questi fanno parte di sono stati epurati proprio dal presidente Zamparini, che insieme a Maresca sono stati oggetto di molte... Indicavo il monito perché giustamente bisogna anche seguire la schermata, però va bene pure. Ecco, queste sono per esempio le trattative in entrata. Esattamente. Veloce perché tantissime trattative, tra le più importanti abbiamo Ignazio Piatti, anche se lui è nel campionato MSL, in settimana c'è stato campionato leggero, americano, diciamo che non è. Poi abbiamo Rodrigo Eli, che è un giocatore giovanissimo, classe 93 dal Milan, Federico Ricci dal Crotone, che il Crotone sappiamo sta facendo benissimo, ora è anche in preparazione a Torre del Grifo. Abbiamo anche Norberto Balog dal Debreceni, ungherese, giocatore sempre del 96, ed Eddie Gaore della Cararese, ma è un giocatore veramente importante, classe 93. Mario, ma è anche vero che a Palermo con questo allenatore che va, con questo allenatore che viene, insomma c'è un po' di confusione. Tra l'altro oggi ci sono state delle dichiarazioni del portiere sorrentino che lasciano un po' allibiti. Te le faccio comunicare da Antonio, che diceva in poche parole che cosa? Allora, è stata una settimana molto caotica. Diciamo che Ballardini doveva essere esonerato. In settimana c'è stato Iachini non ha voluto perché voleva il reintegro di Maresca. Sì. Il Zamparini ha detto di no. Che cosa è accaduto? È accaduto che sono ritornati di nuovo a Ballardini dopo che gli era stato comunicato l'esonero, e si è andata avanti, però questa mattina, prima di schierare la formazione della riunione tecnica, non era stato schierato Sorrentino, che è stato imposto dal presidente Zamparini, e a fine partita Sorrentino dopo la vittoria del gruppo con gol di Vasquez, che ha veramente vinto un'ottima partita, scontro diretto a Verona, ha detto che il giocatore, cioè che in pratica è stata la vittoria del gruppo e non dell'allenatore. Attenzione che questa è una dichiarazione fortissima, credo che qua siamo tutti sconvolti, perché seppur un giocatore importante come Sorrentino, capitano, che dice una cosa di questo genere, credo che a questo punto c'è qualche problema nello spogliatoio, perché alcune cose non vengono dette così pubblicamente. Allora, che brutta gatta da pelare che ti ho dato. No, meno male che è successo. Perché chi è stato in uno spogliatoio non basta sentire soltanto l'odore dell'olio canforato o meno. Lo spogliatoio è anche anima. Bravo, è anche anima. È fatto di sguardi, e l'altro che gli dice compà, che facciamo oggi? Il calcio è questo. Allora, se questo marasma doveva venire ben accetto, significa avere motivato l'ambiente all'interno dello spogliatoio. Però è una dichiarazione forte quella che fa il capitano, cioè fa capire probabilmente una scollatura tra stasera è stato il migliore in campo oggi. Sì, ma indubbiamente. E allora è stato motivato, è chiaro, è evidente. Sì, ma io non mi riferisco alla squadra, mi riferisco al rapporto allenatore. Allora, io conosco Stefano e sono amico intimo di Roberto, il papà, ci sentiamo ogni sera. Vabbè. È un ragazzo, un professionista d'oro. Il problema del Palermo, se Zamparini
Zambarini ha 30 anni che nel calcio, signori Sì, miei, ho non capito, è l'ultimo ho arrivato. capito, però Vuol dire che ha visto qualcosa che non andava, perché non è che Zambarini si alza la mattina, prende l'allenatore e lo manda. Voi non Zambarini, dopo 9 anni, i palermitani non lo conoscono. È di una bontà unica. Vabbè. Sarà irruente, ma queste sono soltanto le notizie a livello giornalistico. È chiaro e manifesto che oggi il presidente da Verghiate è andato a Brescia in ritiro, ha preso i due, datemi la mano, perché io prendo le teste, gli avrà detto Zambarini, li ha motivati e Palermo oggi ha 21 punti. ed è una cosa positiva. Leonardi, tu che ne pensi? E poi voglio sentire anche Piero Italia. Sono d'accordo con quello che ha detto il mister Mario. In effetti tutto quello che avviene nello spogliatoio dovrebbe poi rimanere nell'ambito. Però non è delle facile, quattro... ogni tanto qualche scappa. spiffero detto da qualche giocatore. Perché poi anche i giocatori ci mettono la loro. I giornalisti approfittano di queste situazioni, per alimentare polemiche, per scrivere, fa parte di un sistema, di una cosa. Però io sono dell'idea che questo, diciamo, binomio dell'allenatore col capitano Stefano, che io lo conosco da quando aveva 3 anni, figlio di Roberto, si sanerà, debbono andare perché debbono l'obiettivo è quello di salvarlo. La salvezza. Piero, tu che ne pensi di questa cosa che insomma succede un po' in tutte le squadre, quando succede però in Serie A diventa più ingigantito? Io ho visto delle immagini, oggi ho visto un intervento di Sorrentino straordinario, un doppio intervento. Beh, chiaro, incredibile. certo. Però la preoccupazione è più che altro cosa succederà da stasera in poi. Ecco. Quello è il problema, non è tanto la partita vinta oggi a Verona, che va bene. Ci può anche stare per la classifica. Okay, ma da ora in poi bisognerà gestire una situazione un po' complicata. Vedremo come finirà. Diciamo che l'esperienza non manca. Allora, attenzione perché abbiamo una notizia veloce. Per quanto riguarda la panchina, naturalmente si aspetta o il ritorno di Iachini, o se no Fabio Viviani, che è stato tattico di Iachini e anche di Ballardini, che è stato consigliato alla società rosanero proprio da Guidolin, potrebbe essere il prossimo CT rosanero, perché ormai Ballardini è arrivato, è a Capolinea. Allora, scusate un attimo solo, perché devo andare in pubblicità, poi ne parliamo di questa cosa veloce, perché dobbiamo organizzare i tempi, perché parleremo anche di altre società, perché non c'è soltanto Palermo e Catania, perché sottolineiamo che penalty, la trasmissione penalty vuol dare voce a tutte le squadre siciliane, perché la Sicilia non è solo Palermo e Catania, almeno per mia idea personale. No, ma mi piace perché è proprio così, è un vulcano. Allora, mi aggiorni un attimo del posticipo, così poi dopo dalla linea sempre a Federica. 1-0 per la Juventus, che vince in trasferta a Genoa contro la Sampdoria. Che minuto siamo? Siamo un minuto, un attimino che mi coglievi impreparato. Oltre la mezz'ora? Oltre la mezz'ora abbondante, siamo al 36esimo. 36esimo, perfetto. Allora linea alla nostra Federica per il lancio della pubblicità e dopo ritorneremo a parlare anche del Trapani, perché è in Serie B, voglio dire. Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo break pubblicitario. Rimanete con Sala Stampa di Penalty. Siete con Sala Stampa di Penalty in diretta dal centro commerciale I Portali ogni domenica a partire dalle ore 21 sino alle 22:15, l'appendice dopo penalty che parla del calcio dilettantistico, mentre invece in questo caso, come avete potuto ben vedere già dall'inizio, parliamo solo del calcio professionistico delle società di Serie A, B e Lega Pro siciliane. Aggiornamento e poi dopo subito con gli ospiti, perché voglio parlare anche del Trapani e poi chiudere un attimo la parentesi del Palermo. Siamo al 42esimo e siamo 0-1 per la Juventus, che vince in trasferta. Oggi vittorie tutte in trasferta, o almeno quasi tutte. Questa è sicuramente una cosa stranissima. Allora, Nino Leonardi, parliamo un attimo veloce del Palermo. A questo punto cosa speri che succeda? Tranquillità e serenità? È importantissimo, diciamo, questo progetto, questo programma aziendale. Credo che tutto Zambarini lo gestirà come ha sempre gestito le cose. Ci possiamo aspettare la qualsiasi soluzione, però per il buon nome del Palermo e anche del momento particolare, perché il Palermo ha bisogno di tranquillità, di serenità
E a livello Questa Serie A è tecnico, importante, e a livello tecnico quei giocatori che ho letto poco fa Cristante potranno su migliorare tutti. la qualità della squadra. Certo. Mario, senza polemica, ci mancherebbe, perché mi piace che comunque tu intervieni sempre con un certo animo, però credo che il Palermo deve trovare quell'equilibrio, perché se non c'è l'equilibrio i risultati non arrivano, anche se adesso per esempio vincendo a Verona... Siamo a 21 punti. Sì, però scusami. qualche punto fuori casa l'ha perso anche... Ma l'ha preso pure fuori casa? Sì, l'ha preso pure. Anche Ballardini l'ha preso qualche Sì, punto questo fuori. sì. Allora, la politica di Zamparini è una politica sana. Io sui social tutti i giorni leggo contro. Allora, ricordiamoci una cosa. La prima cosa che conta è il bilancio societario. Chiaro. Lui ha fatto una plusvalenza, Zamparini, con Dybala, però non dimentichiamo che Dybala lui l'ha acquistato 12 milioni. Sì, ma l'ha rivenduto a 40 e forse ha anche fatto di la più. plusvalenza, altrimenti sai che poteva fare? Prendere i libri e portarli in tribunale. Chiaro, se prendi il Cesena, noi fra qualche mesetto, noi scoppia una bella bomba lì. Sì. Oggi la prima cosa che conta è la Covisoc, Certo. significa avere dei bilanci. Non dimentichiamo una cosa, che 2 anni fa, l'anno della Serie B, Zamparini si è caricato sulle spalle da solo un campionato a vincere. E campionato a vincere non significa gestire un Palermo, non significa contratti, allenatori, giocatori, significa pure tutto l'indotto. Certo. Se tu vai in fede a Palermo, è un campo sportivo, e quando tu ti portali la sede, immagina. Sai che succede, caro? Ci sta il segretario sportivo, il segretario è una amministrativo, società organizzata. ci sta questo guardone, che pure io sono stipendiato da Palermo, giusto per quello che significa, che da solo ha portato questo fardello. Adesso, no, io sai che ti dico? Ma non è per fare la sviolinata a Zamparini o meno, io il campo sportivo lo dedicherei a Zamparini, a Maurizio Zamparini. Vabbè, ma perché ancora è vivo, presidente. ancora è vivo, ancora è vivo. Quanto sarà? Perché sarà? lo merita, altro che Morales. Senti, Piero, a te ti hanno fatto un murale, se mi fa piacere, ma tu permetti che a lui gli fanno la statua. Bene, in Piero, la statua certamente non è una cosa bella, perché una persona Quando che sarà? Quando sarà? Piero, per chiudere il campionato di Serie A, io non voglio parlare più del Palermo, ma voglio parlare a questo punto di questo Napoli, che come ha detto giustamente anche Nino è insomma al primo posto, ma questa Juventus spinge. La Juventus che credo che sia la 9ª, 10ª vittoria consecutiva. Sì. Io lo seguo con grande attenzione, è un campionato finalmente equilibrato, no? Perché gli altri anni diciamo che è stato un monologo da parte della Juve, invece quest'anno è avvincente perché ci sono valori equilibrati, quindi diventa sicuramente più interessante. Mi piace seguire alcune squadre in particolare che giocano davvero bene al calcio. Secondo me dopo il Napoli c'è la Fiorentina, c'è anche il Sassuolo, abbiamo detto poc'anzi. Mi piace anche come gioca, è davvero un campionato, ripeto, interessante rispetto alle altre stagioni, volendo fare un quadro complessivo, perché i valori, ripeto, sono abbastanza più equilibrati, equilibrati. E quindi potrà succedere da qui alla fine di tutto. Certo. Credo che poi alla fine Napoli e Juve hanno qualcosina in più rispetto alle altre. È vero, però vedremo come andrà, anche perché c'è il mercato di gennaio, no? Perché che dopo il mercato tutto. di gennaio può accadere di tutto, Che perché questo è uno tutto. stravolgimento assoluto dei valori. Dalla Serie A adesso poi c'è, scusami Mario, dalla Serie A attenzione, non facciamo il bar dello sport. Non facciamo il bar dello sport. Parliamo di Serie B, lo facciamo con una schermata che vede la classifica di questa Serie B, dove abbiamo il Cagliari in testa con 46 punti, il Crotone con 45, il Novara sorprendentemente a 39, Pescara 37, Brescia 35. Una battuta con Antonio, e poi voglio sentire gli ospiti se vedono questo Cagliari già sicuro in Serie A. Allora, il Cagliari secondo me è una squadra che seriamente potrebbe andare in Serie A. Un'altra squadra che è la rivelazione è questo Crotone, che sta veramente facendo
bene. Quella che sta andando male contro ogni pronostico è il Como, che sta smantellando quasi tutta la squadra. Un'altra squadra che sta facendo al di sotto delle sue aspettative è la Salernitana, speriamo si possa riprendere. Vedo sorprendente bene invece il Brescia di Boscaglia, una vecchia... Forza Sicilia. Forza Sicilia, ma soprattutto è un allenatore che ha meritato, e forse il suo esonero l'anno scorso a Trapani non era proprio Ma secondo me l'esonero è arrivato perché probabilmente aveva già fatto il suo tempo, anche seppur bello, a Trapani, perché poi c'è un tempo in cui gli allenatori, seppur facendo bene, prima o poi devono interrompere anche questo cordone ombelicale. Io ho l'impressione che Boscaglia aveva troppo cordone ombelicale con Trapani. Nino? Questa è la tradizione che c'è dei tecnici in Italia, però all'estero tutto diverso, ci sono degli allenatori manager come è stato Ferguson, come tanti altri, anche Wenger, cose varie. Però diciamo che Boscaglia ha fatto tanto bene, benissimo nel calcio, e a Trapani gli debbono molto, perché ha portato dalle categorie inferiori fino alle Serie B, esprimendo un gioco valido, un gioco brioso, un gioco interessante. Ne parlano molto bene in Serie B, appunto, anche di questo... E poi ha lanciato parecchi giovani, e difatti a Brescia ha colto un'altra occasione. Certo. Nessuno se lo immaginava, il Brescia ripescato. Ripescato, quando riesce a fare grandi difficoltà Sì, economiche. certo, anche. Certo. Io ho avuto nella mia carriera un giocatore intelligentissimo, ma scarso. Chi era? Roberto Boscaglia. Ah, bene, vabbè, succede ogni tanto, però poi non è detto che gli allenatori siano molto stati dei grandi giocatori. Sottolineiamola questa cosa. Bravo. Senti, invece per la retrocessione, Piero, c'è questo Como, come ha detto bene Antonio, che ormai probabilmente ha quasi mollato, e si tira appresso anche Lanciano, Salernitana, che insomma ha una tradizione. Alla vigilia era partita con altri propositi. Nel Como c'è un portiere che mi piace ricordare questa cosa, che è Scuffè. Scuffè, che era una grandissima promessa. E lo ricordo io nell'ultima stagione Udinese-Catania, dove in quella partita si esaltò in maniera straordinaria. Quella partita, ahimè, è valsa la sconfitta del Catania, e purtroppo ha avuto un Catania che meritava di vincere in quella Parlavano del nuovo e lì parò Buffon. l'impossibile. Adesso si trova a Como, sta facendo il suo campionato, però in quel momento lì era davvero in grandissima forma e costoccato. Il campionato lo vince il Cagliari, Mario? 30 secondi. Ma è normalissimo. Ma è normalissimo. Straordinario il Crotone. Il Crotone è straordinario, secondo me il Crotone è veramente una grande squadra. Mario. Sì, ma dai, il Cagliari era quella squadra pesante, attrezzata per mentalizzata, direi, mentalizzata, poi il Rastelli non è l'ultimo arrivato, dai. Rastelli è uno che sa il fatto suo. Allora abbiamo la schermata sul Trapani, per quanto riguarda le cessioni, il mercato, la possiamo mandare in onda, dove abbiamo sicuramente molte trattative in entrata, quindi a dimostrazione che il Trapani vuole ancora di più migliorare il proprio organico. Sì, Antonio. è una squadra che vuole rinforzarsi soprattutto in difesa, e vuole trovare qualcuno in attacco che possa fare la differenza. Intanto per adesso, gli acquisti ufficiali abbiamo Luca Nizzetto, ormai lo abbiamo ormai ufficializzato la settimana scorsa. È un giocatore sicuramente un gradito ritorno nella piazza trapanese, che può fare sicuramente la differenza. Io mi soffermerei di più sulle cessioni ufficiali, perché questa settimana c'è stato un Emanuel Baiata, che è andato classe 97, che era nella primavera ed è andato allo Scordia. Sì, un 97. Esattamente. E poi c'è Felipe Sodigna, risoluzione contrattuale di questo ragazzo brasiliano dell'88, che purtroppo a 27 anni si deve ritirare per un problema al ginocchio. Un ragazzo che era di veramente grandissime capacità, di doti tecniche, che purtroppo ha dovuto ecco, qua sono invece le trattative in entrata. Borghese dal Como, Barreca dal Cagliari via Torino, Andrea Esposito un 86 dal Latina, Giulio Ebagua, che è un giocatore importante nigeriano dell'86 del Como, e poi questo Accursio Bengivegna. Allora, sono molti giocatori del Como, proprio perché il Como sta smobilitando tantissimi giocatori. Su Ebagua non è certo che possa arrivarci il Trapani, perché sono tantissimi giocatori, squadre, c'è anche l'Avellino, c'è anche il Catania, è un ex Catania.
È un giocatore molto appetito da molte squadre. C'è anche questo, ora all'ultimo c'è anche questo Alessandro De Iola, un giocatore classe 95 del Cagliari, molto importante. Diciamo che trattative in uscita, ahimè, zero. Benissimo. Però diciamo che è una squadra che sta muovendo bene sul mercato. Allora il Trapani, che comunque con questo Ebagua potrebbe fare un bel colpaccio, perché per la Serie B è un giocatore pesante. Nino, sentiamo anche poi gli altri. Non mi ha entusiasmato, ma stiamo parlando di parecchi anni fa. Poi in questi anni è cresciuto anche fisicamente, atleticamente, muscolarmente. Ha fatto anche gol pesanti, a Bari, in altra piazza ha fatto, diciamo, a Spezia credo andò bene, fece una quindicina di gol. Diciamo che appena andato via da Catania si è svegliato. L'età, sai, poi l'esperienza è maturato, se no l'avremmo trovato nelle categorie inferiori. Invece diciamo un ragazzo che si è sacrificato, si mette a servizio della squadra, fa salire la squadra, viene molto il pallone, e poi fisicamente, quindi un giocatore che il Trapani potrebbe beneficiare. Mario, su questo Trapani che comunque ha l'obiettivo quello della salvezza, io non credo che voglia fare qualche altra cosa. Io direi qualcosina in più. Ah, addirittura? Potrebbe anche arrivare ai playoff, chi l'ha detto? Addirittura, quindi lo vedi positivo? Sì, anche l'ambiente è molto... E poi Serse è uno che ti infonde... Ci piace, Serse ci piace. No, non è... Piero, ti piace Serse Cosmi come allenatore? Un allenatore che ha una grande esperienza, che ha fatto bene in Serie A, ricordiamo a Perugia, insomma, nel trascorso. Però se arrivano i playoff bene, ma se non io arrivano, credo che può arrivare magari a ridosso, ma è già un buon risultato per il Trapani mantenere la categoria. Punti, scusami, possono aumentare. Ci sono squadre molto attrezzate. Molto attrezzate, è vero. Però credo che comunque, a prescindere da tutto, fin qui il campionato è più che buono, certo. Allora, aggiornamento del posticipo, poi pubblicità e finalmente parleremo di Catania e anche quest'oggi del Messina. È finito il primo tempo, 0-1 per la Juventus. Bene, quindi questa Juventus che è al secondo posto a questo punto con l'Inter. Esattamente. Giusto? Ci lanci la pubblicità? Abbiamo un altro piccolo break pubblicitario, mi raccomando non cambiate canale. Siete in diretta con la sala stampa di Penalty per parlare di calcio professionistico dopo la bella parentesi tra le 19 e le 21 sul calcio dilettantistico con la classica trasmissione Penalty. Abbiamo ritrovato e lo ritroveremo ogni domenica all'interno di sala stampa Antonio che ci aggiorna subito con il posticipo. Sono ritornati in campo? Sì, è sempre 0-1 per la Juventus. Ci sono delle dichiarazioni di Pogba che ha detto che vorrebbero fare il secondo gol. Fa il primo e il secondo tempo. Lo hai sentito tu? No, vabbè, ci sono già... Sto scherzando, perché ormai in tempo reale sappiamo tutto quello che dicono i calciatori, soprattutto professionistici. Allora, parliamo di Lega Pro, subito la schermata sul calciomercato del Messina, che sembrerebbe molto intenzionato a tenere alta insomma, la propria posizione in classifica. Allora, oggi ha vinto 3-0 contro il Martina Franca, acquisti ancora nessuno, eccessioni nemmeno. Ufficiali. Diciamo che c'è una situazione dietro, diciamo che c'è il mister che è Arturo Di Napoli, che è immischiato in una situazione un pochettino particolarmente sgradevole, che è il caso di Irti Soccer, dove è stato lui coinvolto, e quindi il Messina sta attendendo di fare acquisti ufficiali prima di capire qual è la reale condizione la reale situazione dell'allenatore, perché potrebbe anche essere squalificato e quindi non essere più l'allenatore anche della squadra giallorossa. Per le trattative in entrata abbiamo parlato di Giuseppe Madonia. La novità è questo Max Barisic, ormai giocatore del Catania, che potrebbe essere molto vicino come alternativa in attacco. Poi abbiamo della Salernitana due giocatori importanti come Gianpietro Perrulli e Davide Milinkovic, e poi abbiamo Manuel Sarrao della Lumezzane, Evangelista Cunzi, però Evangelista Cunzi è molto difficile che arrivi. È un 84 della Pagarese. Esatto. Piero Italia, ma Barisic a Messina, ma è possibile che questo giocatore non riesca a sfondare a Catania?
era un giocatore dalle grandi promesse, è andato poi a Milano col Milan, ha fatto un bel campionato primavera, si sperava che ritornando a casa potesse trovare spazio e incominciare a diventare anche un giocatore importante. Non è stato così lo scorso anno, ma anche quest'anno che cosa può essere successo? Nelle occasioni che ha avuto devo dire che non ha fatto granché bene. Mister Pancro gli ha dato fiducia in qualche spezzone di partita, non ci ha entusiasmato più di tanto. È un peccato perché è un giocatore dotato di un grande fisico, di grande potenzialità, oltretutto ha avuto anche l'esperienza lì a Milano, come bene ricordavi, però evidentemente ha bisogno di giocare forse con più continuità, cosa che in questo momento a Catania non è possibile fare, anche perché ha davanti giocatori importanti come Khalil, piuttosto che Gianvito Plasmati. Oltretutto sembra che sia la società, Rossetti, tra l'altro, sembra sia la società che anche il mister Pancaro diano senz'altro la preferenza a Gianvito Plasmati, quindi sembra che sia chiuso. Allora sarebbe bene che magari prenda la decisione di andare a giocare da qualche parte e fare minutaggio, sicuramente. Esatto. Anche se ormai insomma è già avanti anche con l'età, non è più neanche tanto sì, giovanissimo, diciamo seppur sempre giovane, però in Italia sappiamo benissimo, a dispetto di altre nazioni dove già 17-18 anni sono dei giocatori affermati, giocano in Quello Premier. succede in Inghilterra, Nino, succede in Inghilterra che a questa età si gioca già titolari anche in Premier League. Del calcio anglosassone è molto più avanzata rispetto a quella nostra, che i ragazzi di 24-25 anni dicono sempre giovani. Sei ancora giovane. Invece in Inghilterra 16-17 anni già basta che vedono giocano in Champions, sì, lì. Poi per ritornare a Barisic, io me lo ricordo, secondo me ha grandi qualità, ma caratterialmente credo che temperamento... Come Cani, no? In questo, Cani l'albanese che è fisico Non possente. riesce a imporsi, cioè anche caratterialmente, certe volte un giocatore che vuole giocare deve avere personalità, carattere. E tu che sei arrivato dai settori giovanili del Catania mettevi quella grinta, no? Io le ho vissute queste situazioni, non era difficile anche per un locale a quei tempi, non è facile come adesso. Era chiusa l'idea. Assolutamente, anzi io, Chiavaro, Angelozzi, Cantone, Ventura, dietro mille difficoltà, siete riusciti a far con diversi tipi di allenatore e con la classe giornalistica catanese che non era molto propensa. Non era molto propensa. Sì. Senti Mario, ma questo Barisic ci fa capire che comunque il Messina forse qualche cosa in più vorrebbe da questo suo bel campionato, perché di Napoli sta facendo bene, eh? Sì, purtroppo c'è questo neo, c'è questo solo oscurato domani che c'è domani verrà giudicato, ecco, sì? per un tentativo di illecito con l'Aquila nel 2014. Certo, fa bene la società ad aspettare perché fino adesso questo allenatore si è distinto. Poi questi gioca nominativi gioca bene, questi nominativi che ha fatto, e guarda che si possono inserire benissimo, anche questo ragazzo che dicevi, guarda, io ci credo perché le squadre a livello di Lega Pro è un campionato nel campionato, non è né la Serie A né la Serie B, diciamolo chiaramente. Allora, vediamo un attimo questa giornata che si è svolta tra sabato e domenica, lo facciamo insieme a Federica, così sui risultati possiamo commentarli insieme ai nostri ospiti. Sappiamo tutti che il Catania ha pareggiato ad Andria e questo Messina ha fatto anche bene. Guardiamo i risultati di questa Lega Pro che si è giocata appunto tra sabato e domenica. Ischia Cosenza 1-2, Andria Catania 0-0, Melfi Catanzaro 2-0, Benevento Acregas 1-0, Messina Martina Franca 3-0, Foggia Juve Stabia 1-1, Lupa Castelli Romani Lecce 1-1, Monopoli Matera 0-2. Ecco, sottolineiamo che Pagarese Casertana, che ha un po' il big match, si giocherà domani, lunedì. Volevi dire una cosa? Allora, due cose. Intanto volevo parlare della trattativa in uscita, che c'era questo Diogo Tavares, portoghese del 87, che oggi ha segnato, quindi Arturo Di Napoli ci confida molto in questo giocatore, quindi il cartellino aumenta, ma soprattutto credo che verrà ritirato al mercato dopo quest'ultima bellissima... Il Messina non potrà probabilmente contare sulla prestazione di questo giocatore. No, questo è un giocatore Mi aggiorni sul posto? Ha segnato la Juventus Khedira 2-0. 2-0, benissimo. Allora, nel frattempo dalla regia mi mandano la classifica di questa Lega Pro e faccio un giro con i nostri ospiti. Pareggio ad Andria 0-0, primo tempo un po' in difficoltà il Catania perché quest'Andria comunque creava
creava qualche problemuccio alla difesa dell'11 di Pancoro. Nel secondo tempo il Catania si è un po' svegliato quasi nel finale, rischiando anche comunque di vincere questa partita. Che te ne è parsa? Beh, l'ho vista la partita, onestamente noiosa, deludente, mi aspettavo di molto di più. Poi bisogna vedere ora il programma e il progetto della squadra, perché la squadra, secondo me, se potenziata in 2 o 3 settori, può ancora agganciarsi, secondo me. Poi se diciamo, la società prevede un'onorevole salvezza, il discorso cambia. Onestamente, tu al loro posto cosa faresti, Nino? Su che cosa punteresti? Il mio cuore, quello, purtroppo ho pianto io non sono amareggiato, io sono mortificato di questa diciamo, vicenda del Catania. Mi ha colpito come tutti i catanesi, ma anche come tutti i tifosi. Certo. Inaspettata. Anche se poi credo che solo il Catania. Questo mi ha dato, io mi sono espresso, ho fatto una dichiarazione. Ha pagato solo il Catania. Io dico una cosa, retrocede sul Catania, si è comprato ma le squadre che hanno venduto al Catania, chi sono? Che non sono state retrocesse? Infatti non si riesce a capire bene come. Io avrei fatto bloccare i campionati. Onestamente, pazienza. allo Stato questi soldi delle scommesse del calcio, al Ministero dello calcio non le avrei fatte. Come finirà per te questa stagione del Catania? Cosa credo, vedi la palla nella sfera del futuro? Assolutamente, io non vivo sì, si sogna, ma a una certa età poi si abbandonano i sogni. Diciamo che mi aspetto degli interventi su alcuni ruoli che sono. Il Catania potrebbe coprire, se copre questi 3 ruoli può dire la sua, può anche ancora agganciarsi. Anch'io sono d'accordo, soprattutto un giocatore più in difesa, probabilmente anche una punta più punta. Un'altra punta che dia continuità, affidabilità, che faccia da spalla o anche collabori. Perché Khalil lo vedo sempre un po' meno nella zona d'attacco. Ma lui è un giocatore gioca in tutti i ruoli, è uno che diciamo è un centravanti boa, è inutile che cerchiamo di dire anche che intraprendente, generoso, torna sì. indietro, fa la triangola, dà profondità, dialoga bene con i tecnicamente non si discute. Credo che sia opportuno prendere un'altra punta da affiancargli. È vero. Mario, tu ti vedo dubbioso. No, dai, dammi positività sul Catania, perché per poi carità, vedo che anche Pier Italia vorrà dire la sua. Io dico questo, il Catania adesso ha 18 punti. Sì. 18 punti. Gli hanno dato un altro punto in più 18. questa settimana, ha recuperato. Era 16, 17, sì. 18 punti. Ecco la penalizzazione quant'era la penalizzazione? Erano 11, meno 1, 10 punti. Ora, erano 1, 10, 10, 18 più 10 28. fanno 28. Siamo lì. Siamo lì. Sì. Però c'è un problema. Le carte federali parlano chiaro. Sì. I playoff della Serie C non sono i playoff della Serie B. Assolutamente attenzione, diversi. 2 vanno a spareggiare, sì. chiaramente. Quando l'allenatore, che fino adesso secondo me ha fatto benissimo, Io sono d'accordo. mi parla di retrocessione, cioè di salvezza. Scusa, tu c'hai una corazzata nelle mani. Ma in questo momento deve farlo, secondo me, perché comunque la classifica, guarda qui, 18 punti, cioè non è che sei fuori. Intanto pensi giustamente ad avere i punti per la salvezza e poi. Però non hai fatto 18 punti, hai fatto 28 punti. Però è chiaro, perché hai dovuto azzerare. Ma hai dovuto azzerare. 28 e 28 quanto fanno, scusatemi? 8 16 sono 56 punti. E a 56 punti si retrocede, Ettore. No, 56 si retrocede, ma non si vince neanche il campionato. Io dico una cosa. A 46 punti. Ascoltate. Vabbè, io dico, ma non si retrocede. C'è tutto un girone di ritorno, giusto? Perfetto. Io dico una cosa. Fino adesso ha fatto un onorevolissimo, anzi un bellissimo campionato. Sì. Tra l'altro è iniziato in ritardo, queste cose francamente vanno sottolineate. Perché la realtà è toccabile con mano, non c'è niente da fare. I playoff non si raggiungono, chiaro. La salvezza, ma già ce l'hai in tasca la salvezza. Dov'è che vuoi intervenire? Ma per fare cosa, scusate? Bisogna vedere il programma, il progetto. Hai preso succede col mercato De Cicco. Certo. Va bene così. De Cecco. È un bellissimo acquisto questo. No, io, scusate se vi interrompo, io vorrei sentire la voce della società, se c'è qualcuno che potrebbe dire alla tifoseria devo dire che la società, insomma, no, io vorrei che il programma c'hanno,
Cioè così il pubblico catanese, la stampa, certo. dice, Ma devo dire che la società comunque per un'onorevole salvezza, rispetto alla scorsa stagione, però Nino, credo che la società è molto più certo, presente, molto più operativa. hanno grandi meriti queste persone che hanno lavorato in un momento delicato, difficile. Io sono riconoscente a Bonanno, a Pippo Bonanno, a Marcello Pedino, che io conosco come giocatori e come dirigenti, come faticatori di questo lavoro. E conoscitore anche molto della Lega Pro. Piero Italia, tu che ne pensi su questo Catania, su questo pareggio ad Andria? Poteva fare di più? Il Catania poteva fare di più senz'altro. L'Andria è una brutta bestia, è confermato dal fatto che è una delle difese migliori del campionato di Lega Pro, perché la difesa migliore ce l'ha il Foggia con 9 reti e poi ci sono Cosenza e Andria che ne hanno subite 10. È notorio che chi subisce meno reti nel campionato di Lega Pro normalmente va su, e quindi io credo che ormai i valori si siano quasi attestati. Con la ripresa del campionato, dopo questa sosta, qualche risultato a sorpresa c'è stato in questa giornata. Il pareggio, per esempio, della Lupa Castelli contro il Lecce, piuttosto abbiamo visto anche la sconfitta del Catanzaro a Melfi, per esempio. Che dà qualità questa vittoria a questo punto a Roma del Catania qualche settimana fa. Esatto, diciamo che rivaluta quella vittoria lì. Per quello che riguarda Andria, a me onestamente la partita non è piaciuta. Mi è sembrato un Catania povero di idee. Vero è che l'Andria, abbiamo detto che era una squadra ben schierata in campo, difende molto bene, pochissime occasioni da reti nel corso di tutta la gara, uno sterile fraseggio a centrocampo con passaggio orizzontale, difficilmente il Catania verticalizzava il gioco, molto meglio quando si è passati al 4-2-3-1. Con l'ingresso di Plasmati ulteriore. Con Plasmati che devo dire quei quarto d'ora di è entrato 15 subito minuti, in partita, oltretutto sfiorando anche il gol, se non era per l'ottimo intervento da parte del portiere pugliese. Poi ha ottenuto anche quel gol annullato in fuorigioco, ha fatto per un attimo esultare. Ma era netto il fuorigioco, abbiamo rivisto. C'è l'esterno di sinistra basso, poi chiaramente le riprese sono quelle che sono, quindi non possiamo, però chiaramente la sensazione è che il fuorigioco ci sia. Io credo che comunque meglio... Poco rammarico, devo dire, mi aspettavo qualcosa in più alla ripresa. Bisognerà vedere anche come ha lavorato il Catania in questa pausa, perché se i carichi sono stati più alti in vista dello spin. Non ci dimentichiamo che il Catania ha avuto all'inizio della stagione problemi sulla preparazione atletica dei giocatori che arrivavano alla spicciolata da Pancolo, per cui probabilmente è stato fatto forse un lavoro un po' più atletico, diverso, ma buon per noi, perché così lo ritroveremo un po' quello che forte. accade, anche perché il calendario adesso propone degli scontri anche alla portata. Solo 30 secondi Mario, che devo andare in pubblicità. Quando sento parlare Pancolo di richiami, come fai a fare il richiamo se in Italia non l'hai fatto? No, richiamo nel senso che comunque magari fai un lavoro atletico che ti permette di mettere un po' più di birra in campo, perché a questo punto bisogna dosare diversamente un po'. Va bene, vedremo che cosa succederà. Aspettiamo. Tanto certo. L'importante è salvare la categoria. Posticipo. Ci sono delle domande, però lo dobbiamo fare dopo la pubblicità. Ok, posticipo sempre 2-0 per la Juventus. Perfetto, ci lanci la pubblicità e poi abbiamo il rush finale, perché abbiamo un video dove finalmente conosceremo il volto dei 40 che andranno a colorare lo stadio Massimino, e qui c'è un rappresentante. Infatti. Una bella iniziativa. Pubblicità. Certo, Ettore, abbiamo un altro piccolo stacco pubblicitario. Rimanete con Sala Stampa di Penalty. Allora abbiamo 3 domande per chiudere il programma, una ciascuno a Pier Italia, Mario Vitale e poi chiudiamo con Nino Leonardi. Allora, inizierei subito di calciomercato. Saro CT ci chiede novità su Giannone e Pessina. Per quello che riguarda Giannone credo che sia quasi fatta, dovrebbe arrivare al Catania. Per quello che riguarda Pessina credo che possa essere un giocatore anche che a quella società rossazzurra sia interessato. Non so fino a che punto possa essere utile, perché si parla di esterni, il Catania per quello che riguarda gli esterni mi sembra, no, io credo che un po' il Catania è coperto, soprattutto in quei ruoli. Se qualcosa bisognerà fare secondo me qualcosa a centrocampo, e forse
qualcosa lì davanti. Poi per chiudere proprio l'argomento Catania, volendo fare una sintesi veloce, 18 punti, se dovessimo avere lo stesso trend per il girone di ritorno sono altri 28, arriviamo a 46 che vale una tranquilla salvezza e nient'altro, facendo anche un campionato di buon livello, ecco. Quindi credo che per quest'anno va bene così. Perfetto, la successiva, Giuseppe Mario? Nicotra ci chiede: si può giocare in un campo scadente come quello di Andria? Mario, un campo veramente scandaloso quello di Andria, un campo di patate, e in Lega Pro insomma giocare in questi campi ha del pazzesco. Io mi domando una cosa, hanno fatto vedere le 7 streghe all'Agragas in estate perché mancava una spingola, chiamiamola così, diciamo. Ora una cosa tanto per, E invece non gli diamo l'autorizzazione, non gli diamo, a livello dilettantistico ne abbiamo la dimostrazione, certo, giusto? Perché forse manca la chiave del gabinetto oppure l'ariatore, niente, ma dai, questi... Non è possibile giocare, anche perché c'è tutto il periodo. Mi ricorda tanti anni fa, quando io ero alla guida del settore giovanile del Licata l'anno della Serie B, sì, siamo andati a giocare ad Andria, sì, con la squadra Primavera. Sì. Io, quando mi sono presentato, siamo presentati al campo, io ho visto le porte quadrate, alte 1,50 m. Ti sei reso conto che abbiamo già vinto a tavolino. Certo, chiaro. Vabbè. Ok, chiudiamo con Ultima Nino domanda, Leonardi. Leonardo Brescia ci chiede: Pancaro è un po' rinunciatario in certi frangenti? È rinunciatario secondo te, Nino? Beh, la situazione di Pancaro è delle più rosee. Io mi aspettavo anche di più, però credo che in tutta onestà abbia fatto fino adesso bene. Certo, a Catania ci aspettavamo una squadra con altro piglio, con altro, diciamo, con un'altra tipologia di gioco più verso per far gol. E quindi questo lo penalizza in questo momento. Ma speriamo che comunque adesso però tutto sommato ha fatto bene, come aveva fatto bene lo scorso anno, prima anche dell'esonero, con la Juve Stabia, involontario, che non aveva nessuna colpa. Allora siamo in chiusura, saluto subito Federica che ha parlato poco, però è sempre molto elegante e molto presente all'interno della nostra sala stampa. Grazie Fede. Ettore, grazie, saluto gli ospiti in studio e i nostri cari telespettatori. Salutiamo anche Antonio che ci dà subito l'ultimo aggiornamento. Allora, saluto intanto gli ospiti e ti dico soltanto che la Sampdoria ha accorciato le distanze con Cassano. E quanto manca? Mancano una mezz'oretta. Vabbè, quindi allora i nostri ascoltatori, telespettatori vedranno il risultato poi successivamente. Sì, parliamo dei murales perché la sigla finale sarà proprio dedicata a questi murales. Sei contento di questa cosa? Dai, ricordiamo a voce alta. Sono orgogliosissimo, veramente è un riconoscimento alla passione, all'amore, all'attaccamento alla città, a quei colori rossazzurri che per un decennio io e gli altri catanesi... Avevi la maglia cucita addosso, diciamo. Per me era la mia pelle. Io, Leonardi, Cantone, Chiavaro, Angelozzi, Ventura, tutti i ragazzi catanesi meritevoli, diciamo, di questo riconoscimento. Chiaramente il posto a disposizione erano soltanto 40. Spero però che ci sia ancora il tempo di poter intervenire, perché 200 metri potrebbero fare 220, mettere altri compagni meritevoli di questo riconoscimento. Allora hai 10 secondi. Anche meno. È impossibile non inserire Marianito Izco, record di su Izco sono d'accordo. Giocatore pazienza. Straordinario. Salutiamo Piero Italia di Pianeta Catania, grazie Piero, grazie appuntamento con voi la prossima settimana. I telespettatori, grazie a Mario, come al solito gentile, mi piace perché poi ci mette il pizzico. Sono invidioso di Nino, perché allora a me a Ragusa un murales me lo potevano fare. Guarda, stanno facendo io a Mario lo conosco da quando lui mi ha visto crescere, mi ha visto giocare ed è una persona che stimo molto perché è molto competente, lo sappiamo. E profondo conoscitore del calcio. Saluto Nino Leonardi e a questo punto che dico? Grazie per essere stati con noi, la nostra trasmissione è partita dalle 19 con Penalty, alle 21 siamo andati in onda con la sala stampa di Penalty che racconta il calcio professionistico e vi salutiamo con il video dove finalmente conosciamo e vediamo i volti dei 40 personaggi che hanno legato il loro nome alla storia del calcio Catania. Noi ci vedremo con Penalty domenica prossima a partire dalle ore 19. Buona domenica a tutti. Che bella Catania, Catania di notte, io sento caucori ma batti più forti, le strade in dei chiazzi e in tre cuttighi.
Catania fa matri, annache so figli, poi l'alba d'argento s'ammisca a comare. Catania gli agenti che si usca o pane, ma quando s'arroba e si isola in mano, Catania si incazza e diventa vulcano. Catania è una pupa, capitri castani, labbra carnosi e l'occhi ruffiani, e quando mi sapi lontano tu giorno, caso voci d'angelo mi dici torna. Catania umiliata, trattata che bere, s'attrucca e si pettina per forasteri, e quando che incontra tutti siti felici, Catania romantica li finirici. Musica, c'è musica, Catania balla, resto caucca per tagliarla. Che bello petto, che formi, Catania che non dormi. Musica, che musica, Catania suona, e sento mezzo qualche uno stona. Fa una battuta spizzosa, Catania spiritosa. Che bella Catania, Catania di notte, quattracca cu vivi e cu fa cose storte. Catania poeti, fenomeni e geni, gelosa picchi per noi altri ci tieni. Catania cosole magari non meno, Catania figliozza do pace eterno, si porta a braccetto l'amico Liotto, fra odori di chiumo, di zagara e ciccio. Musica, c'è musica, Catania canta, tutte cose che sta passando a santa. Fatta Catania che lei sta con l'abito da festa. Musica, che musica, Catania ardita, lo stadio soffre e vince a sua partita. Stanca ci bruciano l'occhi, Sabini canta e scogli.